Non credo arriveremo a quel punto di livello di Non credo, intanto prestazione siamo già privata. arrivati. No, ma non ci siamo arrivati. Ma? Però alcune prestazioni è indubbio e sono comuni in tutti i paesi occidentali, sono gestite da strutture sanitarie private. Ma quando sono entrate le strutture sanitarie private nella nostra regione? Ieri mattina, dal momento in cui sono entrate siamo andati a carte 48. Questo è stato. E io ho sufficienti capelli bianchi per ricordarmi. Lei pensa di riuscire a recuperare medici, infermieri o comunque di avere Sicuramente la possibilità, non li faremo scappare, invece adesso stanno scappando del privato. di recuperare medici e infermieri in numero così sufficiente per dare delle risposte. Chissà come mai il privato invece non ha problemi di medici e infermieri. Non ti domanda? Come mai il privato non ha problemi di medici e infermieri? Li paga bene, lavorano serenamente, non hanno l'angoscia dell'emergenza-urgenza, però se adesso gliela dà anche a loro, secondo me cominciano ad essere un pochettino in difficoltà. Cominciano ad essere un po' in difficoltà. Non ha i gettonisti come invece li abbiamo noi, dove ci sono le due corsie, il professionista, il gettonista e il professionista che guadagna lo stesso stipendio di quello, soltanto che quello lavora un quarto rispetto al professionista dipendente. Ma anche quello dei gettoni sarà avete un sistema, creato una situazione drammatica e ci sarà ma l'avete già fatto, verrà rimosso, non dovevate neanche farlo partire. Perché noi ci siamo trovati a San Vito al Tagliamento, che abbiamo chiuso la maternità di San Vito al Tagliamento, il punto nascita di San Vito al Tagliamento, perché avete messo dentro dei gettonisti. Questo è stato. Ed è successo l'incidente. Perché nessuno voleva andare a lavorare a San Vito. Perché è chiaro che se io ho... Parliamoci chiaro. Ma se qualsiasi professionista... Quanti ostetrici ci sono? E quanti accettano di andare a lavorare sul concorso a San Vito al Tagliamento? Ma posso Gli fare un unici esempio due che volevano hanno detto o Pordenone o Udine, non a San Vito al Tagliamento. Ma qual è, la realtà. Qual è quello perché shock abbiamo una situazione in cui anche i medici, anche gli infermieri dicono o lì oppure non vado a lavorare. Ma qual è quel professionista che è così sciocco da dire io lavoro un quarto e guadagno esattamente come facevo prima lavorando un mese intero?